Buonasera e benvenuti al Palarigopiano di Pescara. Sta iniziando Acqua e Sapone Unigross, Camedosson. Pietrangelo è lui a uscire dai pali questa volta a impostare il gioco. Dudu anticipa però Giappa, proprio Dudu! Gran gol di Eduardo Farias. Dudu, l'Acqua e Sapone sblocca la partita in un momento di calma, di stasi. Il Bertoni pressato da Coco, regala il pallone all'Acqua e Sapone, proprio Coco contro Bertoni. Coco lo salta, fa tutto da solo e segna un gol meraviglioso. Coco Wellington, il direttore d'orchestra dell'Acqua e Sapone Unigross. Occhio a Ramos che è largo, pronto a sparare col sinistro, poi Grippi, bomba di Grippi e Mammarella, il portiere più forte del mondo. Finisce qui il primo tempo, Acqua e Sapone Unigross 2, Camedosson 0. Marcato stretto da Grippi, qui Ramos, gran palla di Ramos sul secondo palo per Schiocchet, gol dell'ex. La Came accorcia a sorpresa dopo 29 secondi del secondo tempo. Di netto dominio qui Juanfran, il numero su Avellino, il rasoterra che beffa Mammarella, passa tra le gambe del portierone nerazzurro che non può fare nulla questa volta, può solo mettersi le mani in testa. Sta giocando con tutte le sue forze Giappa Vieira. Grippi dalla distanza, Coco e poi di nuovo Schiocchet in una palla che danza nell'area di rigore sulla rimessa di Coco Wellington. Segna ancora la Camedosson. Jonas, ora Jesulito portiere di movimento per Bellarte e l'Acqua e Sapone che deve rimediare subito il pari. C'è sempre lo zampino di Coco, questa volta per Murillo. 3-3 dell'Acqua e Sapone Unigross, ne vedremo ancora tante. A Padova con qui il gol di Daniel Ramos, ancora una volta implacabile Daniel Ramos, segna un gran gol. Avellino per Jesulito che sfonda centralmente, gran palla di Coco per Avellino ed è il 4-4. Il 4-4 dopo 13 minuti. Ancora Jesulito, Murillo, secondo palo per Luciano Avellino che fa doppietta e la ribalta ancora una volta. 17 minuti, Luciano Avellino, 5-4. Schiocchet, Grippi, Giappa recupera la palla, l'Acqua e Sapone, Jonas con calma ed è il gol del 6-4 di Jonas Pinto. 18 minuti, 48 secondi, forse questo è il punto finale della partita. 2 volte in vantaggio in piena emergenza e ora c'è Coco contro Schiocchet. Coco Wellington mette il punto esclamativo. 7-4 nella porta vuota, ora è finita a 38 secondi dalla fine. L'Acqua e Sapone vince la 12ª partita consecutiva. Da Orlando D'Angelo è tutto dal Palarigopiano. Acqua e Sapone Unigross 7, Camedosson 4.